Allora, conviene fare un passo indietro e ringraziare ancora una volta Angelo Ruoppolo e la vostra emittente. I cittadini di Agrigento e i lavoratori dell'azienda sanitaria sono rimasti molto favorevolmente colpiti dalla trasmissione che l'assessore Massimo Russo con il mia compagnia ha tenuto, coordinata ottimamente da Angelo Ruoppolo presso la vostra emittente. La gente si è presa di coraggio, rivendica i diritti, pretende che si metta fine allo stato dell'arbitrio e dell'abuso. È una bellissima lettera quella che ho ricevuto, voglio leggerne qualche brano, che già dà il senso del miglioramento che si è creato grazie alla gestione del dottor Salvatore Messina. Mi scrivono: ti preghiamo, caro Arnone, di farti interprete e garante della nostra richiesta nei confronti del dottor Messina e dell'assessore Russo, ai quali hai avuto modo di far constatare in televisione, ti lega un forte rapporto di stima e fiducia. Dai forza alle nostre idee e ai nostri bisogni. Liberaci da questa volgare e disonesta oppressione. Condizione di precari non più giovani, situazione che ci umilia e ci ha reso e ci rende ostaggio degli avvoltoi politici. Già il dottor Messina si è attivato, scrivono sempre precari nella lettera, ma incontra delle resistenze. Si è attivato per porre fine appunto ad una situazione nella quale gli avvoltoi politici scelgono quali precari devono lavorare 36 ore per portare il pane a casa, quali invece possono lavorare solo 18 ore, quali solo 20, quali solo 24. Oggi i precari chiedono che la situazione venga gestita in modo lineare, corretto e trasparente ed uguale per tutti, che tutti abbiano la stessa possibilità, senza andare a pietire alle note segreterie politiche del centrodestra, di svolgere le ore di lavoro in modo uguale all'azienda sanitaria, quello che noi abbiamo già fatto al comune di Agrigento. Ecco quindi che io ho ripreso questa istanza e la sto sottoponendo ai vertici dell'azienda sanitaria, che già comunque, per quello che dicono gli stessi precari, si erano attivati con il dottore Russo positivamente. Nella nota io metto anche l'attenzione sul cancro che è stata la gestione clientelare del personale all'interno dell'azienda sanitaria, indicando una serie di vicende scandalose ove vanno adottati provvedimenti sia nei confronti dei favoriti dei politici, ma anche di chi, violando la legge e principi di buona amministrazione e danneggiando economicamente l'ASL, ha ritenuto di adottare negli anni passati e nei mesi passati atti assolutamente illegittimi. Una battuta conclusiva. Come i cittadini hanno avuto modo di vedere, non vi è stata replica alla mia denunzia della scandalosa vicenda della dirigente dell'ASP che si è autodata un aumento di 25.000 euro all'anno di indennità premiante, quando a interi reparti di radiologia si danno solo 500 euro. È venuto il tempo di porre fine a questi scandali.